In occasione della Giornata Mondiale del Libro, mercoledì 23 aprile, la Biblioteca Comunale di Sora ha fatto da cornice alla prima edizione della Fiera del Libro, un evento che ha dato il via al Maggio dei Libri nella città volsca. L'iniziativa ha registrato una grande partecipazione di pubblico, confermando l'interesse e l'entusiasmo della comunità nei confronti della lettura e della cultura. La manifestazione ha rappresentato più di un semplice incontro tra lettori e scrittori. È stata una sfida importante per la città. 23 aprile, Giornata Mondiale del Libro e del Diritto di Autore. Per la prima volta anche Sora celebra questa importante ricorrenza con la prima Fiera del Libro qui nella Biblioteca Comunale di Sora. È una sfida importante per la città accogliere in biblioteca autori locali che negli stand messi a disposizione racconteranno le proprie opere ed è un momento importante ma anche doveroso per la nostra città, dare spazio alla lettura, al libro, alle librerie nella biblioteca comunale, perché Sora da quest'anno, dal 2025, ha ricevuto la qualifica di città che legge. Città che legge vuol dire chiaramente lettura a 365 gradi. La biblioteca ci crede e sta mettendo in atto varie azioni rivolte proprio alla diffusione della lettura tra gli adulti ma soprattutto tra i giovani, e così per esempio i caffè letterari DEC, gli incontri con gli autori. La sfida di oggi è importante perché abbiamo cercato di mettere insieme tante realtà, oltre agli autori le librerie locali che fanno parte integrante del patto della lettura che il Comune di Sora ha stabilito appunto con i punti vendita ma anche con le scuole, e che è stato uno dei motivi della qualifica di città che legge. È importante che ci sia questa sinergia tra tutti i componenti, tra tutti gli autori che operano nel settore culturale, perché la lettura non dobbiamo vederla soltanto come un momento culturale, no? Un qualcosa di personale tra il lettore e il libro, ma io credo che la lettura possa essere anche uno strumento sociale, di rinnovata socialità, ed è per questo che la biblioteca sta aprendo il più possibile le porte a quelle attività che riescano a mettere insieme, oltre che la cultura, anche un aspetto di inclusione, di integrazione importante dal punto di vista sociale. Gli autori hanno accolto i lettori presso i propri stand espositivi, presentando le opere in uno spazio dedicato al dialogo e allo scambio. Presente anche una rappresentanza delle librerie del territorio, Universitas, Mondadori Bookstore e Sarra, che hanno arricchito l'offerta culturale con selezioni tematiche e consigli di lettura. Non sono mancati momenti di creatività e partecipazione attiva. Laboratori di cianotipia, calligrafia, bookfolding e attività associative hanno coinvolto adulti e bambini, trasformando la biblioteca in un vero e proprio spazio di sperimentazione artistica. Con questa prima Fiera del Libro, Sora si conferma come una città impegnata nella promozione attiva della cultura e della lettura, nel segno della partecipazione, della condivisione e del dialogo. Ci sono qui intorno a me le librerie che hanno scelto delle tematiche, quindi trattano le novità per le fasce più giovani, le novità per gli adulti o le novità librarie di autori locali. Poi nei corridoi delle sale lettura ci sono gli stand espositivi, ogni autore ha a disposizione il proprio stand in modo da presentare il libro, ma queste presentazioni diventeranno nel corso del pomeriggio anche delle attività laboratoriali, perché ogni autore ho visto che ha portato qualcosa per raccontare e far vivere la propria opera. All'interno delle sale studio i laboratori, abbiamo un laboratorio di calligrafia con il maestro Franco Taglione, un laboratorio di
l'orfanotipia curato da Romina Mosticone, un laboratorio di book folding che cura da anni l'Università Popolare di Sora. A queste attività si affianca anche le attività del coworking, che oggi mostrerà vari laboratori che ha messo in campo, tra cui la stampa 3D.